La Pasqua ci rigenera una vita nuova. È come una nuova creazione nella quale siamo ciascuno di noi inseriti dentro la vita nuova, quella per mezzo dello Spirito Santo. E allora io auguro a tutti questa vita nuova e di avere occhi che sanno vedere le meraviglie del Signore e non siano soltanto abbruttiti dalla cattiveria che ci circonda e della quale a volte siamo complici, ma c'è tanta meraviglia da gustare. Di avere una mente aperta per comprendere che c'è un disegno di salvezza, di pace, di giustizia nel quale dobbiamo essere tutti artefici, artigiani, collaboratori. Auguro a tutti di avere dei piedi per poter andare incontro ai fratelli che magari ci hanno anche un po' ferito, ma per i quali siamo i primi a dover andare incontro e perdonare. Auguro a tutti di avere un cuore grande per abbracciare il mondo intero, perché talvolta, ecco sì, siamo un po' indotti a desideri bassi che ci portano ad essere l'uno contro l'altro e invece siamo tutti figli amati da Dio. Ebbene, io auguro a tutti che queste cose si verifichino lì nella vostra famiglia, possano attuarsi con i vostri vicini di casa, perché sia una pace, una rigenerazione, una Pasqua che davvero possa portarci i doni di Dio e non soltanto una commemorazione di qualcosa del passato, una Pasqua vera e viva. Auguri a tutti. Che cosa farà a Pasquetta? Ma la Pasquetta penso che andrò a fare un giretto magari in montagna, così, sì, in giornata però, sicuramente, perché purtroppo il momento che stiamo vivendo non sono bei momenti. Gite fuori porta ma a corto raggio, scampagnate in famiglia e con gli amici, qualche preoccupazione per l'inflazione e la situazione internazionale che non lascia molto spazio a grandi progetti di viaggio, e questa è la tendenza per la Pasquetta 2026. In ogni caso al momento conviviale non si rinuncia. Noi siamo di origini campane, quindi per noi la Pasquetta è una gita fuori porta, tempo permettendo. Quindi si pensa agli amici, la grigliata, facciamo tante cose tipiche campane, tante cose buone. Tutta alimentazione leggera, tra pastiera, casatiello, tutte queste cose qua. Saremo con gli amici a una grigliata. Grigliata fuori all'aperto, quindi insieme a una compagnia? Sì, una compagnia, sì. In dolce attesa? In dolce attesa e forse sarò a partorire. Siamo proprio a scadenza, se no a casa. Ma niente, in famiglia, tranquillo, gita, destra, sinistra, però niente di particolare, ecco, diciamo, ecco. Proprio così, come ogni anno, quest'anno insomma, ecco, le occasioni prenderemo strada facendo, diciamo, ecco. Si va un po' sull'immediato? Sì, sull'immediato, se c'è qualcosa si prende la macchina, si va, se si ha voglia, va bene. Belli posti qua abbiamo a destra, a sinistra, è peccato perderli, insomma, ecco. Bei posti, insomma. Interessante che sia bel tempo, ecco, questo è quello. Io vado via. Dove? Non lo so, a farmi un giro con il mio compagno. Non avete ancora deciso la meta, No, però andrete a Trieste, va a Rosandra, quelle parti là. Io sono via a un torneo di calcio, quindi sono via, sono giù verso Firenze. Cosa fa per Pasquetta? Niente, come sempre. Chiudiamo un 2025 con quasi 1.700.000 presenze, che ovviamente obbliga a fare dei ragionamenti, a porre sul tavolo dei programmi di sviluppo turistico almeno triennali, perché la città oggi esprime e chiede questo. Parafrasando una battuta storica dell'uomo ragno, da grandi successi derivano grandi responsabilità. Il turismo triestino se le assume tutte e, forte di queste cifre, guarda al futuro, paradossalmente partendo da un anno, questo, per certi versi abbastanza particolare. È un anno di transizione, è l'anno in cui si va a infrastrutturare questo sistema che aggancia il magnifico lavoro fatto fino ad oggi e lo continua osservando e strutturato su quelli che sono i numeri odierni, per farli crescere, ma non solo in termini numerici, ma soprattutto in termini di qualità di prodotto turistico e in qualità di vita della città stessa, sia del turista sia del cittadino. Entro il 2026, auspica Giudici, Trieste dovrebbe dotarsi dello strumento fondamentale perché la svolta diventi operativa e strutturale.
Per metterla in pratica le risorse finanziarie ci sono e sono ben evidenziate nella variazione di bilancio del Comune e derivano dalla tassa di soggiorno. A bilancio sono registrate, in questo bilancio sono indicati 3.600.000 euro per quanto riguarda il gettito del 2026 che noi riteniamo, correttamente il Comune ha fatto in termini prudenziali, ma riteniamo che sovrapponendo 2025 a 2026 il gettito arriverà più o meno a 4 milioni e 2. Dunque una parte di questo piccolo tesoretto servirà per dare il via a quella cabina di regia al cui tavolo andranno a sedere tutte le realtà del territorio che al turismo guardano e al cui sviluppo concorrono. Una quota di questo servirà proprio per andare a infrastrutturare il sistema turistico, per fare quelle strategie necessarie per portare Trieste e la sua destinazione ad ampio raggio, perché non sarà solo Trieste, ma sarà quantomeno l'ambito della provincia di Trieste a ribalta sui mercati internazionali, al fine di gestire meglio i flussi turistici e attrarre ancora più turisti in città. Sostegno al pagamento delle bollette e accesso al credito agevolato. Sono le due misure chiave che la Regione Friuli Venezia Giulia si appresta a varare a seguito del tavolo aperto con le categorie economiche e i sindacati, a seguito dei riverberi del conflitto in Medio Oriente, in particolare sul fronte energia e carburanti. Misure che verranno varate a giorni e commentate così da Graziano Tilatti, presidente regionale di Confartigianato, nel salotto di Ring. Abbiamo tutti convenuto che ci sono delle priorità, in particolare la logistica, perché questi aumenti di prezzo che se vengono subito trasferiti sul prodotto finale, è chiaro che crea una spinta al rialzo anche e quindi riduce i poteri di acquisti di tutti noi. Quello che oggi preoccupa di più è questo sentiment, questa paura che si è innescata, che sta creando un po' un rallentamento, no? Cioè gli investimenti vengono già procrastinati, no? C'è questo clima di incertezza. Credo che però diciamo, questa è un'ennesima crisi energetica, che ne abbiamo avute delle altre, però in questo momento la affrontiamo in modo diverso, perché gli investimenti fatti nelle rinnovabili ci mettono un po' al riparo. Proprio in merito alle energie alternative, a breve verrà attivato un nuovo bando per incentivare l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle imprese. Come preannunciato dal presidente camerale Paoletti al nostro TG, verrà anche riproposto l'abbattimento delle garanzie concesse dai confidi per l'accesso al credito, previste anche misure dirette alle imprese per abbattere il caro carburanti, riferite soprattutto al settore trasporti e logistica, e l'altra azione per le aziende colpite maggiormente dai rincari di gas ed elettricità, sul modello di quanto messo in campo dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Investimenti complessivi per 81 milioni nei lavori pubblici, un bilancio solido con 6 milioni di avanzo e 21 milioni nel fondo cassa e pressione fiscale in calo per i cittadini. Sono i dati principali del consuntivo 2025 del Comune di Monfalcone, che si conferma virtuoso dal punto di vista della gestione degli investimenti. A presentare il documento il sindaco Fasan, l'assessore Venni, con l'ausilio dei funzionari comunali addetti. Un consuntivo importante che traccia indelebilmente quello che è sicuramente un comune assolutamente virtuoso. Cala l'indebitamento pro capite, cala significativamente l'indebitamento pro capite, aumentano in modo significativo tutte le forme di investimento e di servizi che vengono dati ai cittadini. Qualche numero: la pressione fiscale pro capite per i monfalconesi è calata da 458 euro del 2016 ai 392 dell'anno scorso, senza diminuire i servizi, ha tenuto a precisare il sindaco. Anzi, c'è stato un incremento in particolare nei settori della sicurezza, della pulizia, delle manutenzioni stradali e delle attività culturali. In crescita anche la spesa per il sociale, da 23 a oltre 25 milioni e mezzo in un anno. Negli 81 milioni di lavori pubblici ci sono anche tanti interventi attuati col PNRR, come l'adeguamento del centro sociale di Via Natisone, la ricostruzione della scuola Sauro, ma anche la realizzazione del centro sportivo integrato nell'ex mercato coperto, la scuola di Via della Poma, la ciclopedonale fino a Ronchi, tante manutenzioni di strade
strade e marciapiedi e interventi di efficientamento energetico. Questa è una parte fondamentale, importante. Noi stiamo lavorando molto per quanto riguarda tutta una serie di attività per le opere pubbliche, strade, marciapiedi, opere pubbliche in generale. Ci stiamo portando una grande eredità dal passato che intendiamo assolutamente confermare nelle attività anche future. Gli applausi rispettosi e solo a tratti scroscianti che ieri alla prima hanno salutato il ritorno al Teatro Verdi di Madama Butterfly fotografano al meglio l'andamento della serata. Lo spettacolo infatti da più di un punto di vista è perfetto, pure troppo però. Manca di quel pathos, di quella partecipazione che ne sono essenziali elementi, anche perché, come più di un intenditore ha avuto modo di commentare durante l'unico intervallo, non è che a livello di trama assai succede. Se tutto sembra fermarsi ad un passo dal necessario coinvolgimento, a pochi fra il pubblico scorrono i lacrimoni. Tutto ciò a plastica evidenza nella performance della protagonista, il soprano russo Olga Maslova, per la prima volta alle prese con il ruolo di Cho-Cho San, che poi sarebbe Butterfly. Una prova che cresce con il dipanarsi della vicenda, ma non matura in tempo per un bel di vedremo, reso con diligenza, ma senza il trasporto che rende indimenticabili Kabaibanska o Scotto. Anche il lavoro dell'orchestra diretta da Giulio Prandi poco spinge su determinati registri e qui magari fa bene, laddove la messa in scena di Alberto Priolo, già vista a Trieste nel 2019 e nel 2021, essenziale meno dei costumi di Sara Marcucci, perlomeno nel primo atto troppo gioca con gli elementi scenici giapponesi. Se qualcuno, finito lo spettacolo, eccepisce il fatto che Butterfly non faccia seppuku ma si tagli la gola, ciò da cui scaturisce un effetto scenico notevole ma per certi aspetti fuori tempo massimo, si potrebbe obiettare che la tradizione giapponese impone anche di togliersi le scarpe quando si è dentro casa, ma sono in fondo bagatelle, soprattutto di fronte a una partitura che resta meravigliosa e che induce più di uno a procedere con comparazioni non sempre necessarie. Ve ne sarebbero persino con Kurt Weill, segno ulteriore della grandezza di Puccini, che non serve sottolineare, magari solo per esibire la propria voglia di non accontentarsi di ciò a cui si assiste.